le operazioni. Rimessa che viene battuta all'indietro per il portiere Proscio. In verticale Proscio cerca una sponda, pallone recuperato da Stanisci che prova a lanciare in profondità, non c'è nessuno che può arrivare sul pallone. Rimessa ancora per il Vasto, cerca di spingere la formazione di Soria con la rimessa per Della Gatta, palla dentro, colpo di testa da allontanare, ripartenza della Roma. Stanisci se la va a riprendere, rimpallo con Cola, poi Ventrella sul pallone prova ad avanzare, tocca all'indietro alla Franceschina, il 7, lo confermo, era stato Pucillo nei giorni precedenti. Fuori oggi Caruso, fuori Salvini, fuori Quinto, c'è Pucillo con il numero 3, c'è sempre un miscuglio di numeri nella Roma che ci rende un po' tortuosa la telecronaca. Adesso abbiamo le liste aggiornate, quelle di oggi. Soria, un palleggio per lui, cerca di far filtrare questo pallone, il colpo di testa di Cola che vuole far ripartire la Roma solo per un attimo. Altro colpo di testa a chiudere tutto da parte di Sena che interviene bene sul pallone con ottimo tempismo. Sarà fallo laterale per il Vasto, fallo laterale per Silvestri. Silvestri va a battere con Soria che si fa vedere lì vicino in area di rigore. Lo prende in consegna Sena. Rimessa verso l'area di rigore, l'uscita da parte di Proscio che viene anticipato dal suo compagno, allontana ancora la Roma che sta giocando una partita molto accorta. Roma che ieri di fatto potrebbe aver trovato il gol svolta della stagione, il sinistro di Ruggeri in caduta nel derby con la Lazio, gol del definitivo 3-2, qui uno scambio al limite con Proscio che si riprende il pallone, va da Cola, la Franceschina viene aggredito da Soria, c'è anche Ventrella in quella zona. Soria porta via tempo e pallone, sarà rimessa laterale per il Vasto. Stanisci ha ricevuto il pallone, può andare a calciare lui. Proscio aveva avuto un attimo di esitazione per lanciarsi verso il pallone, è riuscito comunque a toccare in calcio d'angolo. Corner per il Vasto, mischia in area, Ozzella dice che non tollererà più altre scorrettezze. Ripartenza proprio con Ruggeri, l'eroe della partita di ieri, calcia con il sinistro, non trova la porta, rotazioni della Roma. Ci sono Cedro e De Stefanis. Soria non riesce a sterzare il recupero con Proscio che può far ripartire per un attimo la formazione giallorossa. Ha ricambiato completini la Roma di Mastrella. Dal fondo stava per andare Proscio che invece ha subito il fallo. Sarà calcio e punizione dal limite dell'area di rigore per la Roma. Punizione che può andare a battere per la Roma De Stefanis. Sistema il pallone il numero 11 giallorosso quando siamo all'interno del quinto minuto di gioco. Sistema il pallone De Stefanis. Stanisci, mani sulle ginocchia. Occhio a De Stefanis che ha già dimostrato di avere un tiro secco, insidioso. Parte De Stefanis, calcia con il destro, mette la palla direttamente alta sopra la traversa. Vi ricordo che qui il tempo non è effettivo, sarà effettivo con un tempo supplementare eventuale nel match delle 18:30, la finale di Supercoppa fra Napoli e Viareggio. Viareggio che insegue il 7° trofeo a livello Under 20 dopo i 3 scudetti consecutivi 2021, 22 e 23, 2 Coppa Italia, una Supercoppa. Messa laterale per la Roma. Movimenti in area, il palleggio tentato con pallone sporcato all'indietro. Sarà fallo laterale per il Vasto. Silvestri, Stanisci a giocare lungo, Stanisci cercando la profondità, colpo di testa a chiudere. Poi ha recuperato la Roma che prova ad andare con De Stefanis. Ruggeri alza il pallone su De Stefanis, trova però Soria, murato Stanisci. Ovviamente il Vasto
deve trovare almeno un gol in questo primo tempo per rinvigorire le sue speranze di qualificazione. Ventrella, Soria, sponda, cerca Ventrella, non lo trova. De Stefanis cerca la conclusione che termina larga. Blackout difensivo del Vasto. E adesso può ripartire da Stanici. Adesso la gestione da parte del Vasto con questo sinistro che termina direttamente in fallo laterale. Rimessa per la Roma, che può gestire il pallone. Adesso lo perde con il Vasto che riparte da Stanici. La gioca larga in direzione Ventrella. Ventrella verso Stanici. Cerca il destro, pallone che termina alto. Sta gestendo bene anche i ritmi della partita alla Roma, che sta facendo una partita accorta e conservativa per portare a dama il risultato. Rilancio sulla destra, c'è una sponda a cercare l'area di rigore. Anticipo della difesa del Vasto, può insistere la Roma che prova a rimanere lì in fase offensiva e a essere pericolosa. Il tocco all'indietro sul portiere, è stato Schisano a dare fastidio con la numero 10. Qui un tentativo di acrobazia, vorrebbero un fallo anche i dirigenti della Roma in tribuna. Non c'è assolutamente nulla. Ozzella intanto stoppa il tempo. Cola si rotola per terra, intanto anche opera di irrigazione del campo, visto il gran caldo che c'è oggi in questo slot delle 16. Più tardi un Terracina Pisa che vale il giusto, col Pisa già secondo, il Terracina già salvo. Partita che vi racconterà Michele Porcu alle ore 17, alle 18:30, sempre in diretta sul canale YouTube Lega Nazionale Dilettanti. L'ultima sfida della tappa, quella fra Napoli e Viareggio, quella che vale la Supercoppa. Qui c'è un altro fallo in attacco, calcio di punizione per la Roma, commesso fallo Di Marino, punizione che va a battere Cola, tiratore libero come sapete, punizione sempre al limite dell'area di rigore. Cola va a sistemare questo pallone per cercare la conclusione con il destro. Rincorsa molto profonda da parte di Cola, cercherà il destro, parte Cola in porta, destro terminato sopra la traversa. Stanici leggermente impensierito dalla conclusione di Valerio Cola. Ventrella, c'è Di Marino dall'altra parte, eleganti palleggi del 10, si affida a Stanici. Il palleggio e l'apertura sulla sinistra. Stanici ancora, cerca di tenerla, di appoggiarsi. Chiedo l'ausilio di Andrea Puleo, regia, quanti siamo su YouTube per questa sfida decisiva per capire chi sarà l'ultima squadra ad andare in Final Four. Qui grande brivido per il Vasto con Sena che non va lontano dall'1-0. Tocco dietro per Stanici. Tocca lateralmente. Cross al centro da parte di Silvestri. Rimessa laterale per il Vasto. Soria. Si gira, trova la schiena da parte del suo avversario. Rimessa laterale per il Vasto. Ancora una volta ha chiuso la traiettoria di passaggio qui il numero 10 Schisano. Ripartenza di Cola che prova ad andarsene. Cola vuole la conclusione, viene deviata, sarà calcio d'angolo per la Roma che prova a prendere la residenza nella metà campo avversaria. Calcio d'angolo affidato a Cozzolino.
che movimenti all'interno dell'area di rigore. Sono in 6 che possono assaltare l'area. Poi Di Marino va ad aggredire l'avversario. Sarà calcio di punizione per la Roma. Molto spezzettata questa prima fase della partita. È tutto grasso che cola per la Roma, che chiaramente man mano che va avanti il cronometro si avvicina all'obiettivo. Fallo su Mariani. Punizione per lui. Entrati negli ultimi 50 secondi del primo tempo. Poi solo recupero. Credo che ci saranno un paio di minuti da recuperare. In questo primo tempo è pronto Mariani, che cercherà la conclusione con il destro in porta. La tiene bassa e manda avanti la Roma. Si prende un pezzo di Final Four. Mariani, uno dei giocatori più continui di questo campionato. Roma in vantaggio. Servono 4 gol ora al Vasto per andare in Final Four. Un'impresa, direi, molto molto complicata contro una squadra così solida e così forte. 0-1. Roma avanti con Mariani. E allora adesso strada ancora più in salita per la squadra di Soria. Roma che chiaramente, se dovesse andare a 12 punti, addirittura andrebbe a raggiungere il Viareggio, che deve recuperare con la Lazio. Partita che si giocherà addirittura il 7 luglio a Praia a Mare. Ma il Viareggio, indipendentemente da quella gara, sarebbe primo in classifica in virtù dello scontro diretto vinto 2-1 con la Roma. Fallo su Silvestri e allora possibilità per Soria. Fallo in area di rigore, allora calcio di rigore per il Vasto. Calcio di rigore immediato per il Vasto, che può pareggiare subito. Lo svantaggio propiziato da Mariani. È pronto Soria. Soria contro Proscio. Calciare lui con il destro. Rincorsa dritta per dritta quella di Nico Soria. Fischio Zella. Parte Soria. Tira fortissimo e pareggia per il Vasto. Fondamentale annullare subito il gap. Nico Soria fa 1-1 e dice alla panchina: crediamoci. E la Roma deve rifare tutto adesso. Pareggio del Vasto nel tiro forte di Nico Soria. 1-1. Adesso la Roma può ripartire con lo scarico all'indietro. C'è Mariani, c'è Cedro che può andare a prendere il tiro dalla distanza. Vediamo se cerca una soluzione larga verso la Franceschina. Mariani ancora, murato da Ventrella. È l'ultimo highlight del primo tempo. Botta e risposta, la punizione di Mariani, il rigore di Soria. 1-1, ma a godere. È la Roma che, se dovesse anche perdere con 2 gol di scarto, sarebbe in Final Four.
E grazie alla regia di Andrea Puleo siamo ancora qui on air sul canale YouTube Lega Nazionale Dilettanti, diretta numero 15 di questa settimana sul nostro canale ufficiale. Arriveremo a 17 ovviamente con le ultime due partite. Dopo le prime due tappe, 25 streaming in due tappe, 8 a Castelsardo, 17 qui a Terracina, una media di più di 3 al giorno nei 9 giorni di gare che abbiamo visto. Ovviamente dobbiamo escludere la Supercoppa, il giorno della Supercoppa del 2 giugno, col primo main event raccontato su Sky Sport, e su Sky Sport ci torneremo la prossima settimana, mentre qui c'è la conclusione che viene salvata sulla riga. Sarà calcio d'angolo per la Roma, vi dicevo. Le semifinali e la finale di Coppa Italia saranno disponibili su Sky Sport sabato 20, domenica 21 giugno. Calcio d'angolo per la Roma. Adesso qualcosa da chiarire da parte di Grasso all'interno dell'area di rigore. Calcio d'angolo per la Roma con l'intervento difensivo a chiudere. Stanisci viene toccato duramente, addirittura un cartellino giallo qui con Ozzella che non ha dubbi. Viene ammonito il giocatore della Roma, ammonito Senna in questa situazione. Calcio di punizione per il Vasto, ne può approfittare Soria che calcia alla limite dell'area. Abbiamo visto insomma in occasione del rigore il tiro molto potente del figlio d'arte e capitano del Vasto. Vediamo che soluzione adotta qui Soria. Soria che sistema il pallone e che può andare alla conclusione con il destro. Calcia Soria verso la porta, forte, però solo potenza, non la precisione nel destro di Nico Soria. E allora Sena si muove, Cola lì davanti, preferisce ripartire con calma dal portiere Maiolatesi, entrato al posto di Proscio. Tanisci vuole la verticale, tentativo di tenerla da parte di Della Gatta, che Mancino vuole la rovesciata addosso a Mariani. Ancora Mariani lascia andare, aspetta l'arrivo di Maiolatesi. Blocca il pallone Maiolatesi, può andare al rilancio lungo cercando Cola che viene anticipato da Nico Soria. Sarà nuovo out per la Roma con Maiolatesi che va esternamente. Palla gestita sulla fascia sinistra, adesso buono il suggerimento di Maiolatesi, anticipo su Cedro, la conclusione da parte di Sena termina alta sopra la traversa, sempre 1-1 in questo Vasto Roma che vale l'ultimo slot per la Final Four di Scoglitti, 5-6 agosto. Stanici richiama i suoi a maggiore pressione, Maiolatesi è pronto a ripartire. La Franceschina, qualche ventata direi salutare arriva qui a Terracina anche nella nostra postazione. De Stefanis aggredito da Boccia che passa all'indietro, poi prova a passare Silvestri, chiuso, la conclusione con il sinistro, non è un granché, termina praticamente nella nostra postazione, rimessa dal fondo per Stanisci. Soria in palleggio, torna nuovamente all'indietro per Stanisci. Ancora Soria, controlla, Soria aspetta la conclusione, poi arriva Boccia dopo Maiolatesi, allontana la difesa, che Stefanis non può arrivare su questo pallone che viene allontanato, rimessa per il Vasto. Stanisci, c'è Soria che si muove lì davanti, palla lunga, colpo di testa anticipare. Soria cerca di riprendersela, 1 contro 2, Soria
deve ovviamente trainare, trascinare la squadra in questa seconda parte di partita se vuole alimentare il sogno Final Four. Palleggia qui, è rovesciata con l'intervento di Soria sulla giocata di De Stefanis. Facile per Stanisci. Soria prova a partire, cerca di verticalizzare, non trova la destinazione con questa palla in verticale. Intervento di Stanisci che concede il calcio d'angolo alla Roma. Calcio d'angolo che va a battere Cedro. Due giocatori in area di rigore, con Cedro che è pronto a mettere il cross che è basso. È un fallo in attacco, calcio di punizione per il Vasto. Piozzella va a spiegare l'entità del fallo in area di rigore. Calcio di punizione per Della Gatta. Vediamo che soluzione può adottare Della Gatta, che abbiamo detto un mancino estremamente interessante. Può essere sicuramente molto utile queste soluzioni su Piazzato, che in questo momento stanno indirizzando la partita, anche perché hanno segnato un gol su rigore e uno su punizione. Calcio di punizione per Della Gatta col sinistro che termina alto sopra la traversa. Maiolatesi che comincia a gestire il pallone della Roma, ma c'è la pressione feroce del Vasto che prova ad arrivarci su questa palla dopo una serie di rimpalli. Ancora rimessa dal fondo per la Roma, rimessa in direzione Maiolatesi, in verticale arriva Stanisci lungo, allontana ancora la squadra giallorossa. Se ne sono andati i primi 6 minuti del secondo tempo, sempre 1-1 fra Vasto e Roma. Rimessa per Soria, va da Stanisci può avanzare, si appoggia da Soria in verticale, colpo di testa a allontanare, prova a uscire la Roma, lo fa con Ruggeri, viene bloccato Ruggeri che però passa anche lì. Giustezza, di voglia, di qualità dall'altra parte Ventrella, non una grande fase del match. Cetro si appoggia su Maiolatesi, lungo, c'è la possibilità di andare in porta qui per la conclusione che viene murata. Ci ha provato Pucillo che viene stoppato, Pucillo che adesso dà il cambio. Tante rotazioni per la Roma, è stato un segreto del successo della squadra che ha vinto 3 partite, perdendone una sola, quella di misura con il Viareggio. Maiolatesi, lungo, Soria non perfetto nell'intervento, poi costretto ad affrettare le operazioni, a riconsegnare a Cola. Avanza Cola che prova ad andarsene, Soria lo chiude, sarà ancora fallo laterale per la Roma. 4,5 più recupero al secondo intervallo. C'è ancora tempo per il Vasto che però, vi ricordo, deve segnare 3 gol per qualificarsi, non basta vincere la partita. Rimessa laterale adesso per Cola, 1 contro 2 sono Di Marino e Soria. Cola attaccato da Soria che prova a rubare il pallone, buona giocata di Soria che trasforma l'azione offensiva, finisce per terra dopo un contrasto. Nuovamente Soria, palla trattenuta, sarà calcio di punizione per la Roma. Non ha dubbi Ozzella che era molto vicino all'azione. Punizione per la Roma che va a battere Mariani, così come è successo in occasione del gol. Abbiamo visto un tiro secco, preciso, basso, che non ha lasciato scampo a Stanisci. Pronto Mariani, calciare col destro. Vediamo che si inventa qui Mariani. Possibilità di andare in porta, va Mariani! Ancora basso e ancora a casa base. La doppietta di Mariani, si prende l'abbraccio virtuale della sua gente. 2-1 per la Roma. Sta calciando con grande furbizia Mariani, tenendo la palla bassa. Poi i grandi campioni di questo sport ci hanno insegnato che se tieni basso il pallone la sabbia può diventare la tua migliore amica. 2-1 per la Roma. Il Vasto ancora una volta spalle al muro.
adesso veramente difficile, con 2 minuti e 40 più recupero nel secondo tempo e il terzo tempo. L'obiettivo di fare 4 gol senza subirne per il Vasto. Di Marino e Ventrella. Fischia Grasso. Ha alzato il pallone per Ventrella. Aggressione. Palla dietro per Stanisci. Conclude in porta il suo destro. Termina alto. Vasto che potrebbe incassare la seconda sconfitta consecutiva. Chiuderebbe a 6 punti al quarto posto nel girone B. La formazione abruzzese. Dietro ovviamente anche al We Beach a 9. Ultimo posto in questo gruppo per la Lazio, con il Genova che ha 3 punti e che è avanti per lo scontro diretto. Lazio che dovrà recuperare, come detto, il 7 luglio col Viareggio a Praia Mare, partita che di fatto sarà poco più di un amichevole, anche se rimane sempre grande fascino, grande tradizione. Rimessa al centro, doppio tocco Stanisci. Ventrella. Palleggi. Stanisci. Destro da fuori. Intercettato la Franceschina. Riesce ad arpionare il pallone, poi si sposta sulla sinistra. Non c'è più tempo e spazio per affondare. Stanisci. Verticale. Possibilità di tenerla lì questa palla da parte di Della Gatta. Della Gatta sposta per Silvestri. Ancora Silvestri cerca di andare con il tacco, Cola chiude, Ventrella lì vicino, palla in out, fallo laterale, Silvestri, Della Gatta, Stanisci, palleggia, apre per Soria. Eccolo Soria verso la porta. Che gioiello di Nico Soria. Improvvisamente calcia. Fa 2-2. Mariani chiama. Soria risponde. Il nuovo pareggio del Vasto. E qui Soria infila il pallone sul primo palo. 2 doppiette come è successo ieri con Lamberti da una parte e Cedro dall'altra. E Vasto che torna nuovamente a sperare. 2 di recupero concessi da Ozzella in questo secondo tempo. 2 che iniziano adesso con il 2-2 del campo e il Vasto costretto a fare 3 gol per qualificarsi. Messa laterale per la Roma con Pucillo che va a battere. Out per la rovesciata di Cedro che trova l'opposizione di Silvestri. Sarà fallo laterale per la Roma. Cronometro ancora bloccato. Rimessa ancora nella Roma. Vuole ricominciare il gioco cercando il secondo palo. Movimento assorbito quello di Cedro da parte di Ventrella. Stanisci, Soria ancora per Stanisci, anzi Silvestri scusate, intanto Ventrella prova a correre, non la tiene in campo, anche un po' di stizza il gesto di Ventrella che scaraventa il pallone direttamente sui cartelloni. Lancio in verticale, non c'è nessuno che arriva. Stanisci fa ripartire il Vasto, sponda per Soria, calcia nuovamente Soria, non era male l'idea, guarda che non c'entra lo specchio della porta. Maio Latesi dovrebbe ridare il cambio a Proscio in apertura di terzo tempo. Ancora Maio Latesi a giocare lungo. Stanisci interviene, cerca Soria. Top non è buono, la Franceschina mangiato da Silvestri che cerca di andare. Silvestri contro la Franceschina, viene bloccato. Sarà fallo laterale per il Vasto, fallo laterale che non si batterà mai. Finisce anche il secondo tempo
Era 1-1 alla fine del primo e 2-2 alla fine del secondo. Roma a un passo dalla Final Four. Primo pallone nel terzo e definitivo parziale, così si andrebbe ai rigori, ma i rigori sarebbero completamente ininfluenti. 2-2 fra Vasto e Roma. Servono 3 gol alla squadra di Peppe Soria per trovare una storica qualificazione alla Final Four. Ad attendere una delle due squadre c'è il Lamezia che ha vinto il gruppo A. Consulta il cronometro Ozzella con la prima palla del terzo tempo. Apertura laterale con la conclusione che termina direttamente fuori. Proscio da Mariani. Ancora Proscio in verticale. C'è Mariani largo a sinistra. C'è Cola che si muove, palleggio di Mariani che insiste. Mariani la tiene, ancora Mariani. Cerca di palleggiare ininterrottamente, poi cambia versante con la rovesciata. Non può arrivare nessuno sul pallone, neanche la Franceschina, rimessa laterale per il Vasto. Stanici cerca la conclusione, diventa buona la palla per Soria che poi affonda il tackle. Sarà giallo anche per lui, ammonito Soria, eccesso di foga qui. Soria che ha rimediato già un rosso in questa regular season alla seconda giornata con il
Viareggio. Soria che ha poi saltato la terza partita vinta dalla Vasto sul Genova. Calcio di punizione per la Roma. Pronto Mariani. Insomma, come dice giustamente Michele Porco, ci ha fatto vedere di avere un piede caldissimo in questa gara e non solo. Sistema con cura il pallone Mariani che andrà a battere la punizione. È pronto Mariani con il suo destro. Cerca la conclusione, passa ancora una volta, ma come calcia Mariani, un orologio svizzero, il 6 fa tripletta, 3-2 per la Roma. E direi che questo è terzo gol, 30 e lode con bacio accademico e vista sulla Final Four per la Roma con un Mariani in versione mostro. 2-3, vedremo se il Vasto, come è successo negli altri due casi, riuscirà a recuperare immediatamente lo svantaggio. Soria a ricominciare le operazioni. Soria, c'è Ventrella sul pallone. 3 piazzate di Mariani. Due gol di Soria, uno su rigore e uno su azione. Ventrella. La giocata con Cola che interviene, perde il pallone, conclusione, attento Proscio che riesce a distendersi e prova a mantenere il vantaggio per la Roma. Qui la palla dall'altra parte con Stanisci che viene spaventato. La Roma non lontana dal 4-2. Qui palla larga con la conclusione di Silvestri. Intervento a chiudere. Rimessa laterale per il Vasto. Silvestri. Vicino c'è l'aiuto, la collaborazione di Boccia. Ancora Silvestri all'indietro per il portiere Stanisci. Boccia prepara la rovesciata, non è un granché il suo tentativo, pallone che termina addirittura in fallo laterale. Rimessa per la squadra giallorossa. Con grande calma ricomincia la Roma con Sena. Lancio, l'uscita soltanto accennata dal portiere Stanisci. Adesso rimette in moto la macchina della Roma. Proscio, verticale, c'è fallo in attacco da parte di De Stefanis. Calcio di punizione per Ventrella. Ultimi 7 minuti e mezzo del match, poi solo recupero, in vantaggio la Roma, che vincendo proprio la partita, non solo qualificandosi, metterebbe veramente un punto esclamativo sulla sua grande stagione. Ricordo che l'Under 20 ovviamente tornerà anche a Praia a Mare, dove è prevista la Coppa Italia dal 7 al 10 luglio, main event del 10 luglio sul canale YouTube della Lega Dilettanti. Sarà la quarta finale di Coppa Italia della storia dell'Under 20. Gare di ottavi di finale dal 7. Noi vi racconteremo sul nostro canale quarti, semifinali e finale 8, 9 e 10 luglio. Parte Ventrella, mette la palla in porta, un altro di quei giocatori che ha lasciato il segno in questa categoria. Fa 3-3. Pareggio del Vasto, insomma partita sempre condizionata dai calci piazzati. Ventrella prova a prolungarla ancora. Diciamo che il Vasto sta facendo un'altra signora partita per battere di 3 gol a Roma. È un'impresa molto molto difficile, se pensate che il Viareggio, che ha vinto il gruppo dominandolo, ha vinto appena 2-1 con la Roma, una partita peraltro
piena di polemiche. Questo rende un po' le proporzioni, l'entità dell'impresa che è chiamata a fare la squadra di Soria. De Stefanis vuole calciare, trova Nico Soria, rimessa per la Roma. Ultimi 6 minuti che separano la Roma dall'accesso alla Final Four. Che si è spenta in fallo laterale, peraltro c'è una buonissima cornice di pubblico qui al Rive di Traiano, anche perché fra poco giocherà il Terracini, una partita che conterà molto poco per la classifica, ma qui c'è sempre grande pubblico. Qui De Stefanis ruba palla a Stanisci, ma Stanisci aveva già le mani sul pallone, arriva anche il cartellino giallo per De Stefanis, il numero 11 della Roma. Punizione per Nico Soria, solita distanza dal limite dell'area di rigore. Eccolo qua, il pallone piazzato con cura dal numero 7. Diciamo che segnare adesso darebbe al Vasto quantomeno l'illusione, l'utopia di poter arrivare alla clamorosa qualificazione. Vediamo cosa combina Soria. Alto. A differenza di Mariani, Soria cerca sempre di alzare il pallone. Mariani invece ha calciato 3 punizioni non identiche nell'angolo, ma nello sviluppo di traiettoria molto simili, visto che ha calciato sempre passo a fil di sabbia. Qui Della Gatta. Risponde Cedro, palla dentro con Proscio che fa su il pallone. Allarga sulla destra. Palla dietro ancora la Proscio. Si è mosso Cedro. Cercato Cedro. Manca l'impatto col pallone. Stanisci fa ripartire il Vasto. Va da Ventrella. Segna pochissimo su azione in questa partita. Appena un gol su azione. Palla larga per Silvestri. Lascia passare sinistro di Della Gatta sulla traversa. Che chance per il Vasto per andare sul 4-3. Proscio. Rischio qui in costruzione di Mariani. Palo laterale per la Roma. Palo laterale che va a battere Ruggeri. C'è Proscio lì vicino. Lungo Proscio. Cerca la profondità, colpo di testa a chiudere, si muove Soria. Soria cerca di arrivare sul pallone, non ci riesce. E allora il rilancio in verticale. Tentativo di andare sulla fascia sinistra. Soria. Messa per il Vasto. Soria dentro con Di Marino che non arriva, se la riprende Proscio. La conclusione finisce sulla parte alta della traversa, sul rilancio di Proscio. Stanisci. È rientrato Senna nella Roma. Ventrella. Stanisci. Ancora Stanisci. Torna esternamente da Ventrella che finisce giù. Subisce il fallo. Sarà calcio di punizione per il Vasto. Punizione guadagnata e ottenuta dal 10 del Vasto. Vediamo cosa tira fuori l'estro, la qualità di Ventrella. Sistema il pallone Alfonso Ventrella. Andrà a calciare con il destro da lontano. Sospira Ventrella. Passo esterno.
Parte Ventrella, Proscio riesce a bloccare, vuole far ripartire la Roma, lo fa da Mariani, ancora per Proscio, ancora Mariani, sempre Proscio, a lungo, anticipo, se la riprende Proscio, altro pallone profondo Di Marino, cerca di tenerla, Sena va a chiudere una manata, c'è un fallo, calcio di punizione per la Roma. Ovviamente a battere c'è Mariani, se fa pure questo francamente butto le cuffie e me ne vado, perché insomma continua a segnare punizione su punizione Mariani. Punizione per Mariani. Vediamo se trova l'ennesima perla della tua giornata. Parte Mariani, stavolta è fenomenale Stanisci. Forse era la miglior punizione in assoluto. E qui forse c'era anche calcio di rigore per il contatto successivo alla parata di Stanisci. È stato il tiro migliore di tutti di Mariani. Parata monumentale di Stanisci sul destro di Mariani. Grandissima parata. Parata da top parate quella di Stanisci all'ultimo minuto di Vasto Roma sul 3-3 sulla punizione di Mariani. Intervento eccezionale di Stanisci che interviene con istinto, interviene con grande forza, abbassandosi. Esce zoppicando qui il giocatore della Roma, si tratta di Cola. Possesso è del Vasto quando siamo entrati nel tempo di recupero. Sempre 3-3, così andremo ai tiri di rigore al meglio delle 5 trasformazioni. Boccia, aggressione su di lui, Boccia prova ad andare, Cola si va a riprendere il pallone, ancora Boccia a battere l'out, Ventrella rischia, va in rovesciata, poi Della Gatta con un intervento da Kung Fu va a travolgere Sena, giallo anche per Della Gatta. Non ci ha pensato un attimo Grasso, punizione per la Roma. Indovinate chi va? Sempre il signore con la 6. Mariani a battere la punizione. Vediamo se ancora una volta c'entra lo specchio della porta. È pronto Adriano Mariani. Vediamo, ne ha fatte 3. Su una ha trovato la grande parata del portiere. Può essere l'ultima azione della partita. Ripeto, cambia poco perché la Roma di fatto è virtualmente in Final Four, visto che ha assolutamente gestito il vantaggio in questa partita. Doveva perdere con 3 gol di scarto per essere eliminata la Roma. Invece Mariani ha la palla adesso del 4-3. Parte Mariani! Ancora una volta la tiene bassa. Stanisci l'ha toccata. Calcio d'angolo per la Roma. Corner per la Roma. Con il cross basso messo fuori dalla difesa. Prova a uscire solo per un attimo il Vasto. Soria all'indietro per Ventrella. Poi l'appoggio centrale. Si allarga e prova ad andarsene Silvestri. C'è ancora una volta un giocatore della Roma per terra. Una serie di botte terribili in questa partita. Ancora gioco fermo. Finisce la partita, si va ai tiri di rigore, ma la Roma è qualificata alla Final Four di Scoglietti. Saranno la Lamezia Roma e Viareggio Pisa le 2 semifinali. Ci prendiamo una pausa.
Tiri di rigore al meglio delle 5 trasformazioni, mentre sugli spalti francamente succedono cose che ci lasciano un po' perplessi. Primo tiro di rigore per il Vasto. Sul pallone è pronto Boccia. Calciare con il destro. Boccia contro Maiolatesi. Sistema il pallone. Calcio di rigore, il primo della serie per il Vasto. Ovviamente conterebbe il giusto. Una vittoria sarebbe comunque una soddisfazione per il Vasto battere la Roma. Rigori che assegnano un solo punto, come sapete, se siete un abitué. Vasto che andrebbe a 7 punti, la Roma andrebbe a 10, seconda da sola, anche a 9 passerebbe in virtù dello scontro diretto con il Wibic. Primo rigore per Boccia che riesce a trasformare, non la tiene Maiolatesi che è andato in porta per il primo tiro di rigore. Ovviamente si va sul sicuro per la prima esecuzione per la Roma con Mariani che andrà a calciare con il suo destro. I palleggi di Mariani prima del rigore. Mariani che con 3 punizioni ha illuminato la partita. Mariani pronto a calciare con Stanisci che allarga le braccia. Parte Adriano Mariani con il destro, figuriamoci se lo sbaglia. È eccezionale la trasformazione di Mariani che fa 1-1 e 4-4 nell'aggregato della serie. Tiro di rigore numero 2 per il Vasto. A battere c'è Della Gatta. Della Gatta contro il portiere che è Proscio, adesso non più Maiolatesi. Ovviamente hanno 2 portieri validissimi, quelli della Roma, li alternano anche su questa serie di tiri di rigore. È pronto Della Gatta, parte con il sinistro, rigore perfetto di Della Gatta che va a baciare il palo e trovare il punto del 2-1. Serie sul 5-4, hanno segnato tutti fino a questo momento. Rigore per la Franceschina. Col sinistro il numero 7. La Franceschina contro Stanisci. Pronti a fischiare Grasso e Ozzella. Rigore per la Roma. Parte la Franceschina. Riesce a segnare anche lui, la tiene bassa. Grande efficacia quel 7 della Roma, non può sbagliare, calciando in questo modo con grande fluidità. 2 pari, tocca all'altro numero 7, Nico Soria del Vasto. Rigore numero 3 per il Vasto. Il quinto complessivo, chiaramente. Col Vasto che ha iniziato prima a calciare. Ha giocato una gran partita, è un gran campionato Nico Soria. 2 gol oggi. Soria contro Maiolatesi. Parte Soria! Maiolatesi tocca, ma ha tirato uno scaldabagno Soria. Non basta l'intervento di Maiolatesi. 6-5. È 3-2 nella serie. Ora tocca a Cola. Cola contro Stanisci. Sistema il pallone Cola, vi ricordo fra poco cambierà il link, non le emozioni. Terracina Pisa, partita che non ha particolari significati di classifica, ma sarà la prima telecronaca sul canale ufficiale l'ND del nostro Michele Porco, il nostro speaker ormai da 2 stagioni. Pronto a calciare Cola. Calcio di rigore per Cola, va lui con il destro. Rigore perfetto, lo incrocia Cola. Non sta sbagliando nessuno e stanno calciando tutti molto bene. Ventrella che ha fatto gol su punizione in partita.
Ventrella con il suo destro a calciare. Vediamo Ventrella che si inventa. Pronto Ventrella con il destro. Si fa a parare la conclusione da Proscio. Il primo errore arriva al 7° tentativo, il 4° per il Vasto. Adesso la Roma può andare in vantaggio nella serie. Rigore credo per De Stefanis, se non ho visto male. Sì, è proprio lui con il numero 11. Siamo un po' coperti da una serie di uomini schierati a centrocampo per vedere le esecuzioni. De Stefanis contro Stanisci. È pronto a calciare De Stefanis. Apre le braccia Stanisci. Vediamo che tipo di angolo sceglie qui De Stefanis per calciare questo rigore. Parte De Stefanis. Che rigore ha calciato qui De Stefanis con grande freddezza. La manda all'angolo. Di Marino. È già un match point per la Roma, che in caso di rigore neutralizzato chiuderebbe la partita. È pronto Di Marino. Calciare con il destro. Di Marino contro Maiolatesi. Parte Di Marino. Maiolatesi tocca ma non riesce a parare. Allora il match point ce l'ha con il rigore di Senna la Roma. Se Senna segna, la Roma ottiene il punto e le farebbe chiudere la regular season a 10. Alle spalle di un inarrivabile Viareggio, che deve ancora recuperare una partita con la Lazio. È pronto a calciare con il numero 5 Senna. Parte con il sinistro. La Roma non solo va alla Final Four, ma vince anche la partita con il Vasto. Chiude a 10 punti la sua regular season, arriva seconda. Affronterà il Lamezia a Scoglitti il 5 di agosto. L'altra semifinale sarà Viareggio Pisa. Tanti complimenti al Vasto che chiude quarto in classifica. Perde oggi ai tiri di rigore. Ci prendiamo un break, cambiamo il link, cambiamo la partita del Racina Pisa con Michele Porcu. Sarà un viaggio che ci porterà alle 18:30 all'ora X. La Supercoppa a che ora arriva? La fine del mondo. Grazie da Peppe Di Giovanni, a fra poco. Todito,